Il suo modus operandi era sempre lo stesso, travisato da una bandana e da un paio di occhiali scuri, armato di pistola, faceva irruzione nei negozi, minacciava i dipendenti e chiedeva l'incasso giornaliero. Nel 2017 aveva portato a termine 3 rapine in un solo mese. La prima al negozio Tigotà a Mogliano Veneto il 2 settembre. Il rapinatore, approfittando del buio, è entrato nel locale poco prima della chiusura. Si è diretto verso la cassiera e, puntandole l'arma, risultata solo in un secondo tempo giocattolo, gli ha intimato di consegnargli soldi in cassa, circa 700 euro. Poi era fuggito facendo perdere le tracce. Pochi giorni dopo, nel mirino del malvivente, la farmacia di San Biagio di Callalta. È entrato, arma sempre in pugno, ha chiesto i soldi, poi ha fatto stendere tutti a terra ed è fuggito con un bottino di 1000 euro circa. Ed ancora altra rapina, questa volta di nuovo a Mogliano, al Solarium. Il bandito è entrato in azione sempre nelle ore serali, puntando la pistola contro una dipendente, le ha detto di mettere i soldi in un sacchetto, poi si è dileguato con 550 euro. Le indagini dei carabinieri di Mogliano, dove era avvenuta la prima rapina, ha portato all'identificazione del malvivente. Si tratta di un siciliano di 57 anni pregiudicato, residente in provincia di Treviso. L'uomo è stato denunciato per rapina aggravata e continuata. L'identificazione è stata resa possibile per mezzo dell'esame delle immagini della videosorveglianza e dal modo di agire del soggetto.